Non hai detto che tenevi solo pecore qui? L'ho comprato per mangiare. Ti tratti bene, tu. Ma non è il timbro d'Orgosolo. Dove l'hai comprato questa? Al mercato. Al mercato? Tieni questa roba. Che male t'ho fatto, che mi vuoi rovinare? Anche a me mi hanno rovinato. Tu cerca di arrangiarti. Non cercare di seguirmi, tanto domani sono venduto. Aspetta un momento, fermati, non te le portare tutte. Sono uno come te io, che t'ho fatto? I su banditi beni dai su poveri pastori abbandonati. I nu vengono da itte campare. Li tocca mentre succede a Mimmi che li piare sarvervese. E ude risulta un povero bandito ai su puru che l'hanno furato sarvervese. E dai tutto s'abbandono, questo spizzino dai piccini del minore sempre in questa campagna si solasa, non collini nuda, pizzi miseria. E Isabella che sono con l'Austria 30 anni so. E noi abbiamo metà pure sul tempo, no? Quasi quasi siamo belle, si sta di tutto. Il pastore non è come ha detto un'amica di Cagnetta una volta, dice ma i pastori mangiano. Sì che mangiano, ha risposto Cagnetta, mangiano e bevono e sono come tutti gli altri signori che vivono a Roma, a Milano, in tutti i posti. Solo magari che non sono vestiti in campagna come sono i signori, ma come carattere sono più signori dentro. Come ti chiami? Io sono Giuseppe. Che stai facendo qui? Sono con le pecore. Dammi le carte. Cioè, c'erano grandi distanze, non si riusciva mai a capire dove era un posto. Era difficile fare l'edizione, ritrovare al Sopramonte non c'era proprio una strada che arrivasse, allora avevamo portato una campagnola da Roma e così per il materiale andava bene, perché qualche volta siamo stati sino a 10-15 giorni di seguito dormendo in tenda.